Sgarbi! Che dice Sgarbi? Sgarbi dice: bombardare oggi è un atto di terrorismo. Dice, detto da Sgarbi, lo devi dire, bene mio. Autorità morale, no? Dice, domani, gratis con il giornale, il XX secolo, per capire il futuro di Alessandro Sallusti. Però, risposti, gentile direttore Alessandro Sallusti, e per conoscenza, per capire passato, presente e futuro, basta portare a conoscenza i Sacri Atti Italia in allegato Sacro Atto Italia numero 1. Inviato lista rappresentativa d'Italia, dice rappresentativa. Fuochi d'artificio a Tripoli. È un video aggiunto un giorno fa da Multifantasy Boy e visualizzazioni 34. Dice, questa dice è un video che più merda non si può. Il dio della musica, un canale su YouTube, è un nick, il dio della musica, dice: che bastardo! Perché? Cos'è che aveva detto? Il dio della musica cos'è che aveva detto? L'ultimo commento del dio della musica è questo, canale fuorilegge naturalmente, dice: anticanaglie! Dice, ma tu la notte di passione come la vivi? Chiacchierando, accarezzandoti la prostata. Una chiacchiera al minuto non toglie di torno la notte eterna. Dice, risegnaliamo. Dice, nel frattempo sei pregato di lasciare la vita terrena. Addio. Però, a rispostina, il dio della musica dice: che bastardo fra bastardi, che bacchino, disgraziato, fetente. Ecco, dice, sarà mica il Berlusconi Silvia? Dice, comunque sia, invito il nobile Alberto e il Ruben Manuel, il Berlusconi Silvio e il Fruscio Silvio Piascio, la Maratti Letizia e la Portinaia coi coglioni, il Giorgio Marzocchi e il Poedangelo, la Rossana Filacchione e i 40 Caini, il Lafayette Emilio, Alessandro Treppaoli, Studio Rezzani SRL, Danilo Perega, eccetera, a risolverla di persona. Nell'arena, all'ultimo sangue, su vigliacchi, forza merdacce. Mini miao, voglio, ecco, prima sagra delle merdacce in Italia, venghino signori e signori. Qui c'è un link che dice, qui la Maratti Letizia non balla il wacca, recita le vacche e i vacconi. La NATO, ONU, Italia in testa, associazione a delinquere, Valium, mafie 7 riunite nel mondo, sì, è mondiale, su Libia lanciati 110 missili e sono felici, niente, dice, in confronto alla pioggia di fuoco su Mini Miao. Gheddafi, che ha detto Gheddafi? Gheddafi ha detto la Libia non è vostra, e Mini Miao, che dice Mini Miao? Dice via da casa mia, ecco, Sacro Atto Italia numero 1, eccetera eccetera eccetera. Dice visualizza tutti i commenti e vediamo, ecco, visualizza tutti i commenti, ecco, vediamo cosa che esce, quello che ci sta, ecco, ancora un attimo, dicevo, NATO e ONU
Italia in testa, associazione a delinquere. Sarkozy, Berlusconi e Napolitano, Cameron, Obama, criminali legali. E sì, facciamo nome e cognome, perché a dire tutti, dire nessuno è lo stesso. Dice segni particolari, rapacità e vigliaccheria. Il bastardo del video, in questo caso chi era? Dice Berlusconi era. Il bastardo del video, Berlusconi, in Italia, dice, si libera degli antipatici, dando l'impasto ai questurini, agli avvocati, ai togati d'Italia. Dice, non è vero che governo e magistrati sono ai ferri corti. È tutta una farsa, un'unica associazione a delinquere contro il cittadino. Libia, Sarkozy attacca, ma chi è? Attacca e dice, ecco le vere ragioni del suo interventismo, di Marcello Foa. Ecco, alla base della decisione del presidente francese, altro nano, ci sono motivi elettorali, economici e strategici, sì, le famose 40.000 baionette, sì, fanno le loro fortune sui cadaveri, disgraziati fatenti. Dice, si sono fatti trascinare nel conflitto. Dice, gli altri, dice, non è Sarkozy intelligente, ma gli altri, prima fra tutti gli italiani, troppo cretini, che schifo di gente al potere in Italia, larve. Gli agenti speciali, Paccola Roberto e Di Angelis Giuliano, che ruolo hanno nell'operazione? Sono già sul posto. Berlusconi dice, quello che più di tutti pensa a come fare per soffrire Minimiao. Però la Libia, dice, è il suo ultimo pensiero. Una bombetta in bocca alla russa. Offre il nobile Alberto, procuratore in quello di Milano. La merce propria, ognuno la vende o la regala a chi gli pare. Ma lo attaccano il Gheddafi e pretendono che li rifornisca di gas e petrolio. Ma sì, dice, sacra infezione e prevenzione. Italia, ecco, sterminare le famiglie che stanno sulle palle, e infatti gli ammazzano i figli, gli ammazzano il popolo tutto, no? Sì, dice, prevenire, sacra infezione dei questura di Milano, ufficio prevenzione, sbarca in Libia, fate pena fratelli, ma la russa ha chiesto al cosiddetto popolo libico se vuole essere amico suo degli amici suoi? Ma almeno un referendum? No! Bombardano! Ma in un bombardamento di tanti anni fa ci lasciò le penne una figlia di Gheddafi. Fosse successo alla russa, a Berlusconi, a Napolitano, a Obama, la vita degli esseri umani, tutti, ha lo stesso valore, anzi ha più valore la vita dei morti e ammazzati. E infatti se non sono buoni mica l'ammazzano, se sono buoni l'ammazzano, no? L'invidia, la gelosia, no? La merce, diceva, propria, ognuno la vende o la regala a chi gli pare. Lo attaccano, dice, pretendono che vi rifornisca di gas e petrolio. Ma sì, dice, sacra infezione e prevenzione. Italia, riferimento il dio della musica. Chissà quanto paga sto coglione ai questurini di YouTube per non farsi cancellare. Paga Milano Italia Merdaviglia, e cioè il contribuente, la comunità, e al contribuente, alla comunità, a quanto pare non fa né caldo né freddo. E vabbè, la russa, che dice la russa? Dice, schierati 8 nostri aerei, 4 caccia e 4 tornado. E dice, nemmeno una volante Baggio quarto turno, una volante Napoli primo turno. Già, dice, le volanti
carburanti servono solo per i raid interni e sono comandate, dirette e protette dagli eroici togati del glorioso Tribunale di Milano. Maroni, un ministro dell'interno, dice ma quello non conta niente come tutti i politici, è una merda. Di Pietro e Bersani, fregati da Sgarbi, che si dichiara contro l'intervento criminale di NATO e ONU. I Di Pietro, i Bersani aspirano al governo contro gli USA, non ci vanno nemmeno se li ammazzi, tutti uguali, tutti sardi, tutti bastardi. La Russa vuole essere amico del popolo libico come lo è per il popolo italiano. Sput! Ma poi cosa si intende per popolo? Il popolo è formato da tanti strati. Con quali strati del popolo libico vuole essere amico e quali strati del popolo italiano considera amici? Il russa pensiero? Prussianamente mafioso. Non mi piace. Ecco, dice 242 astenuti, adesso sono di più, 350 mi pare, ovvero dice 242 cornuti, vigliacchi, né carne né pesce, 242 italiani. Dice io dico che questo è un conflitto sbagliato, di Vittorio Sgarbi. Bombardare, dice oggi è un atto di terrorismo. Sì, ma se lo dice Sgarbi, certe cose hanno valore solo se le dice mene miao. Magari ci fosse in Italia una dittatura come in Libia. In Italia i dittatori sono migliaia, milioni, in ogni politico, questurino, togato, avvocato, amministratore condominiale, non in ogni impiegato statale c'è un dittatore. Sono più i dittatori che i lavoratori. Libia, attacco francese a Gheddafi, bombardamenti, immagini. La coalizione dice non resta che andare a prendere i cadaveri e buttarli nella prima discarica utile, i cadaveri della coalizione naturalmente. Dice ma proviamo qui, dice Libia, la Russia, dice ruolo decisivo dell'Italia, e poi dicono che non c'entrano niente. Ma domani, l'abbiamo già detto, arriva un certo, chi l'ha detto? Jingle Bell 32 ha detto lasciala perdere la cinesina Soleilin. Ecco, Jingle 32 ieri mi pare, no? Dice ancora non ha capito nemmeno che Solmia Yelin è la comandante, la guida, lo sprone, la mazzone regina. Ecco, pioggia a fuoco su Libia, lanciati 110 missili, come sono contenti. Comunque dice niente, in confronto alla pioggia di fuoco, su Minimiao. Ma i pericoli maggiori, dice, provengono dalle tenie, dalle pistole con i silenziatori, dai gas nervini, dall'acqua e dai cibi avvelenati, dalle buste con polverine. Non c'è esagerazione, piuttosto, dice, minimizzazione. La cosa è oscena, ma anche ridicola, nonostante le forze messe in campo, gli anni. Italia, la quinta potenza del mondo, non riesce ad avere la meglio su Minimiao, e per forza che poi se la tira. E dice, sì, dice, tiro, me la tiro, dice, sono invincibile. Vabbè. Adesso l'ultimo dei coglioni, il Jingle Bell, dice di essere Giuliano Turone. I togati d'Italia non dicono niente. Strano. Caro demente, riferito al dio della musica e simili. Dice, mettici la tua di faccia, quelli dell'immortacci tua. L'impunità rende l'umano meno che merda. Solo Minimiao.
solo Mini Miao, dice. Dice, tutto io devo dirle, e tutto io devo fare. Comunque dice, tutti fermi, solo io so dirle, solo io so farle. Ecco, con i Sallusti, l'unico della mailing che risponde, messaggini automatici, fantasmi, no? Mini Miao dice, un rapporto speciale, e dice, pubblica, facci il titolone, o vattene a fanculo. L'argomento, dice, il video è allegato. Ancora, il Sallusti non lo ha capito, ed è coccio. Ecco.